Sopra Maniago c'è una bellissima montagna, si chiama il Monte Raut. Dietro il Monte Raut c'è un grande prato e in questo grande prato di solito venivano portate a monticare le bestie delle persone che possedevano qualche stalla giù nel paese di Maniago. Tony Delmissière era un allevatore di bestie, aveva la sua bella stalla e abitava a Maniago. Era proprietario anche di una malga sopra il Monte Raut, anzi dietro il Monte Raut dove c'è questo grandissimo prato. Lui era proprietario proprio della malga più alta e ogni anno, nell'estate, andava su a monticare perché si portava su le sue bestie, che erano 54, più ne aveva una quarantina di altre persone che gliele affidavano e lui portandole su faceva anche molto formaggio e le bestie comunque avevano di che nutrirsi perché lì il prato era veramente grande e l'erba era molto buona. Il nostro Delmissière si avvaleva anche della collaborazione di un giovane, di un ragazzo che lo aiutava perché il lavoro in malga era veramente duro e pesante. Cominciava alle prime luci dell'alba e finiva molto dopo il tramonto. Però era bello, era conveniente e a tutti e due piaceva. Come al solito anche quella primavera erano saliti, avevano oltre 100 mucche a cui badare, ma ormai erano ben organizzati, per cui all'alba mungevano tutte le mucche, dopodiché le liberavano in modo che andassero a pascolare per tutto il giorno e rientravano poi verso sera, verso l'imbrunire, in modo che loro potessero mungerle di nuovo e intanto durante tutto il giorno veniva lavorato il latte della mattina e della sera precedente, veniva fatto il formaggio. Ormai erano proprio ben organizzati, tutto funzionava alla perfezione. C'era un'unica nota negativa, la mucca rossa. La mucca rossa era una bestia veramente insopportabile. Non riuscivano in qualche modo a controllarla. Lei partiva sia la mattina come tutte le altre, ma poi non rientrava nell'orario usato da tutte le altre bestie. Anzi, aspettava molto dopo il tramonto, rientrava verso le 10, 10 e mezza, anche alle 11 di sera, quando ormai il lavoro era tutto finito, quando i nostri due uomini stanchi stavano mangiando qualche cosa o stavano andando a letto. Ecco che la mucca con qualche muggito li chiamava fuori, erano costretti a riaprire tutto, a mungerla, a rimetterla in stalla e dopodiché dovevano andare a dormire. Quindi veramente era insopportabile per loro. Avevano provato di tutto. Erano andati su a cercarla un po' prima del rientro delle altre mucche, anche con un secchio di grano per cercare di attirarla e farle capire che l'orario di rientro era quello, ma la mucca rossa appena li vedeva avvicinarsi, prendeva la via delle rocce, saliva su, si inerpicava e diventava irraggiungibile. Poi, come al solito, verso le 10 e mezza alle 11 rientrava. Era una cosa veramente da non sopportare più, né per l'uno né per l'altro dei nostri due mandriani. Il nostro Delmissière purtroppo aveva un problema, non poteva restituire questa bestia, anche se ne aveva tanta voglia, perché gli era stata affidata dal nipote del parroco di Maniago e quindi non poteva ridargliela, doveva per forza sopportarla, ma veramente non sapeva più che cosa fare. A un certo punto, una sera, la bestia non rientra, le 10, le 11, lei ancora non si fa vedere, i nostri due stanno per andare a letto e a mezzanotte sentono il suo muggito, sentono che batte con le corna contro la porta della stalla e scendono giù per accudirla e veramente Delmissière a questo punto non ne poteva più, ha detto guarda io domani ti porto giù bestiaccia maledetta e poi veramente era talmente arrabbiato che le urla contro e le dice tu sia maledetta e se io posso ti do al demonio pur di poterti allontanare da qui. In quel momento si sente l'eco delle sue parole che si perdono fra le montagne e lontano si sente una risata cupa. Delmissière e anche il ragazzo si guardano piuttosto impauriti, ma rientrano poi nella stalla, accudiscono la bestia e poi vanno a letto. La sera successiva la mucca rossa non si fa vedere. Come al solito arriva la mezzanotte, i nostri due uomini stanno già andando a letto, quando improvvisamente sentono bussare sulla porta della malga, sentono anche grattare, sono convinti ormai che sia la mucca rossa che sta di nuovo rientrando. Il povero Delmissière veramente non ne poteva più e dice al giovane senti vai tu ad aprirle e portala nella stalla perché a me stasera fa anche male alla schiena e veramente io questa bestia non la sopporto più, domani la riporto giù al suo proprietario.
Il giovane, tirando su i pantaloni con le mani e tenendoseli vicini perché ormai si stava già spogliando, arriva alla porta, la apre e non ci trova solo la mucca rossa, ci trova un signore magro, piccolo, con un barbettino appuntito e nero, un soprabito che lo copre, due occhi neri profondissimi, in fondo ai quali vedeva luccicare qualcosa di rosso. Era veramente impressionante. E questo con voce cavernosa gli dice: sto cercando il signor del Missier. No, 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 non sono io, dice Joe, non sono un attimo che glielo chiamo, non sono io. E ritorna dentro e lo chiama: Paron, signor del Missier, venga un attimo, venga a parlare, c'è un signore che lo... Ma chi disturba a quest'ora, dice del Missier, non sono mica ore da andare in giro queste. Cosa succede? Anche lui, tenendosi i pantaloni ormai con lo spago scalzo, arriva sulla porta e si vede questo uomo nero vestito di questo soprabito strano e soprattutto di una cosa inquietante. In fondo al soprabito vedeva battere una coda e non era la coda della mucca. Il povero del Missier resta lì, gelido, gelato, non sa che cosa fare e l'uomo con voce calma gli dice: tu ieri sera mi hai fatto un dono, hai maledetto questa bestia e me l'hai regalata. Io accetto il tuo regalo. Da domani in poi questo animale tornerà qui in stalla quando vuole, tu dovrai sempre mungerla, dovrai strigliarla, trattarla benissimo, guai a te se pensi di picchiarla o di farle del male. Io ogni mattina verrò a ritirare il latte che hai munto e questo resterà un nostro patto che ti legherà per sempre. Adesso io ti lascio e ti ringrazio. Questo se ne va e il povero del Missier si butta a letto disperato, non dorme per tutta la notte. E il giorno dopo le bestie rientrano come sempre, ma la mucca rossa, sempre tardi e sempre di notte, torna ai suoi orari e lui comunque la munge, il latte poi lo lascia fuori dalla porta per questo essere che sicuramente se la viene a ritirare quando vuole lui e come vuole lui. Passano i mesi e passano anche quei giorni che servono per la fine della monticazione, fino a quando arriva settembre e il nostro del Missier, molto contento, rientra a Maniago con tutte le bestie e quando sta per consegnare la mucca rossa al proprietario, al nipote del parroco, si trova davanti la moglie che gli dice: guarda, lui ormai è morto, io non posso prenderti questa bestia, non so che cosa farne, se per favore te la tieni. E ovviamente cosa può fare il povero del Missier? Si tiene la mucca rossa e per tutta la sua vita ha continuato sempre a mungerla e ogni notte ha continuato a consegnare il latte a qualcuno che ormai non vedeva più. La mucca è vissuta molto a lungo, come il povero del Missier, che un giorno è passato a miglior vita. Ancora adesso ci sono suo figlio e suo nipote che hanno continuato l'attività della stalla e della malga. Una cosa sola è scomparsa il giorno della morte del signor del Missier, la mucca rossa. Improvvisamente dalla stalla è sparita e nessuno più ne ha visto traccia.